Roma, Italia. Sigma. Welcome to Nightlife Sessions. Mixando DJ Sygma. This is Nightlife Sessions. DJs. Mixa la tua musica. DJs. In the mix. Play the music. Welcome to Nightlife Sessions. You're listening to Nightlife Sessions with This is Nightlife Sessions with me, Sygma. Ciao a tutti, benvenuti a Nightlife Sessions ed è l'episodio numero 361 con il sottoscritto Sergio Marini H Sygma, e questa settimana ho selezionato per voi c'è una cover di un pezzo di classicone della dance, della storia della dance, che veramente adoro, e poi c'è il nuovo di Marco V, poi c'è il nuovo di Pablo Say e poi Space 92, collaborazione Doc per Talla to XLC con il nostro Frankyeffe e tanto altro. Iniziamo con l'ultima release della 06 Records, che è il nuovo singolo di Katoff e si chiama Ancestor's Call. Sygma. Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions.
Ed era Ancestor's Call su 06, il nuovo di Katoff, che insomma c'è anche un'altra traccia, ma insomma tra le due questa è quella che mi piaceva di più, mi convinceva di più, da tenere d'occhio questo artista inglese, perché probabilmente faremo tante altre cose insieme. Andiamo avanti, arriva il nuovo di Victor Ruiz e si intitola Rogue. La notte. Escucha Nightlife Sessions. Nightlife Sessions.
E questo era Rogue di Victor Ruiz. Rogue, come se non sbaglio c'è un personaggio degli X-Men, e poi c'è anche un videogioco di Assassin's Creed, si chiama Rogue, e anche un pezzo mio di qualche anno fa, insomma, con il mio vero nome. Si prosegue con Nightlife Sessions, arriva Corbin con Paradox. Musica. Sygma. And you're listening to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions, episodio 361. Questa che avete appena ascoltato era Paradox di Corbin. E arrivano adesso e iniziano come al solito le collaborazioni. Ne avremo più di una in questa puntata, come al solito, perché negli ultimi anni funziona così. Tutti collaborano con tutti. In questo caso parliamo di Daniel Levak e Veenmol con questo brano che si intitola Black Magic.
Italia, Sygma in the mix. Black Magic, magia nera, che cosa brutta da sentire. Comunque, ad opera di Daniel, Levak e Veenmol. E arriva adesso il momento di quella cover che vi ho annunciato a inizio puntata, perché hanno rifatto un pezzo che veramente l'originale è una cosa fantastica, dei Faithless, che dopo la scomparsa di Maxi Jazz probabilmente... So che fanno ancora eventi live, ma non so immaginare come possono essere senza di lui. Però in questo caso parliamo dei 22 Bullets, che hanno rifatto appunto We Come One. Madness to fight, we come one. Sygma. Stai ascoltando Nightlife Sessions. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. You're the right. Would it not be madness to fight? We come one.
c'era da aspettarselo che questo riff, questa frasetta melodica così semplice però si incastrasse alla perfezione nel periodo storico che stiamo vivendo per la musica, e quindi questi 22 Bullets hanno rifatto We Come One, devo dire, in maniera molto efficace. È da suonare e da ascoltare questo pezzo. Andiamo avanti, il nuovo di Marco V si intitola Does It Feel Good? Mix in the mix. Musica. Sygma. DJ Sygma. And you're listening to Nightlife Sessions. Gran personaggio Marco V, che insomma sempre stato un pioniere nella scena della tech trance, diciamo techno, trance, comunque anche cose un po' più melodiche, un po' più commerciali ha fatto, però insomma ci sorprende sempre senza autoclonarsi mai, come nel caso di questa Does It Feel Good. Andiamo avanti, il prossimo brano che vi presento è Zlata featuring This Is Tess e si intitola Monsters. Monsters in my bed, there's only
puntata di titoli cupi, no? Rogue Black Magic, poi mostri, e poi ci sarà Anomalia, vabbè, insomma. Anche alla fine c'è un pezzo che si chiama Electronic Malfunction, quindi tutte cose brutte, devo dire. Comunque questi erano Zlata featuring This is Tess, bel nome d'arte, questa è Tess, è tanto piacere. Andiamo avanti, arriva Arni con Architect. In console. Nightlife Sessions.
architetto di Arni, ed siamo già a metà puntata, l'abbiamo superata, insomma. Nightlife Sessions numero 361, e a breve il nuovo di Pablo Say, che troveremo qui a Roma a breve, a marzo, in console insieme al sottoscritto. Nel frattempo arriva il nuovo di Terial, che si intitola Run to You. Nightlife Sessions. Ritmo. With me, Sygma. Diretto da Roma, Italia. You can have it all.
Run to You di Terial. E appunto, come vi dicevo, il prossimo brano che ascoltiamo è il nuovo di Pablo Say, artista spagnolo che ha già insomma pubblicato su Drumcode, su Codex, su Set About, insomma su tante etichette importanti, e sta aprendo anche la sua etichetta. Comunque questo è il suo nuovo singolo che si intitola Anomaly. Sygma.it.
Era Anomaly di Pablo Say ed era appunto l'artista che vi sto già presentando da un po' di tempo, perché sarà in console insieme a me alla nuova realtà del centro Italia, il Factory 46, che apre a breve, che inaugura a breve, e quindi non mancate il 15 marzo, seguitemi sui social per tutti i link, per le informazioni, per venirci a trovare. Comunque Pablo Say in console insieme a me, insieme a tanti altri artisti. Questo era il suo nuovo singolo. Andiamo avanti, arriva Space 92 con Offbeat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. DJ Sygma. Stai ascoltando Nightlife Sessions. Nightlife Sessions. I'm still on beat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. Even if I go off beat, yeah, I'm still on beat. Yeah, I'm still on beat. Even if I go off beat, I'm still on beat. Even if I go off beat, I'm still on beat. I'm still on beat. Space 92 con Offbeat. Ormai siamo veramente sull'orlo dell'inversione, no? Della trance, cioè quelli che fanno techno fanno trance adesso, no? Infatti non è un caso che nel prossimo brano si incontrano due personaggi che hanno sempre, diciamo, Talla to XLC è stato un DJ techno storico, ma poi è rimasto per tanti anni nella trance, mentre il nostro Romano de Roma è, insomma, amico e collaboratore Frankyeffe, che in realtà è uscito dalla techno quella pura, e adesso poi ha trovato la strada della melodia con questo brano che hanno fatto insieme, che si chiama Feel Alive.
Sigma. Musica En sesión. DJ Sigma in Listening to Nightlife Sessions with Sigma. Feel alive. Feel alive. Ed era Feel Alive di Talla 2XLC con Frankyeffe. Arriviamo all'ultimo brano della settimana e ve l'avevo già annunciato, esce su Black Hole. Finalmente Black Hole ci manda anche qualcosa di un po' attuale, di sonorità adatte al mio show. Parliamo di circa 96, circa 96, quindi che nome curioso. Insieme a Ton TV, il brano si intitola Electronic Malfunction. Sygma. Welcome to Nightlife Sessions. Nightlife Sessions.
No, wait. What if it goes like this? Era Electronic Malfunction di Circa 96 e Tonti B, era l'ultimo brano per questa settimana. Avete ascoltato Nightlife Sessions 361. Appuntamento alla settimana prossima. Ciao da Sigma.